Molte delle attese del comparto agricolo ligure sono legate al cosiddetto PSR, Programma di Sviluppo Rurale, approvato dalla Commissione europea il 6 ottobre del 2015. Le risorse pubbliche disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 sono di 135 milioni di euro dal bilancio dell'Unione Europea e 179 milioni di euro di cofinanziamento nazionale e regionale. Problemi di varia natura hanno procrastinato l'erogazione delle risorse. A fine 2017 qualcosa sembra smuoversi. Noi sino ad oggi abbiamo staccato nulla osta per 18 milioni. La misura 4.2 ad esempio sulla trasformazione ha visto un finanziamento di 7 milioni e 3 a credo 20 aziende. Ci sono interventi importanti sino a 8 milioni, quindi 8 milioni di intervento, quindi cose anche grosse. Adesso abbiamo, credo, nel giro di 15-20 giorni la risposta per i giovani e entro fine anno per tutte le imprese, la famosa 4.1 che è gli investimenti aziendali, entro fine anno massimo avremo le risposte. L'intoppo principale pare sia stato di natura informatica. La Regione Liguria, che in precedenza si era affidata all'agenzia AGEA, ora ha siglato una convenzione con la Regione Marche per l'utilizzo del loro sistema informatico. Il primo bando si aprirà a breve, sarà un bando prova per dare dei dati. Noi 18 milioni di nulla osta li abbiamo staccati, arriveremo a 54 entro fine anno e arriveremo a circa 80 entro febbraio. Significa che da qui a febbraio potremo staccare nulla osta per 80 milioni di euro per circa 6, 7, 8 mila aziende. Altro tema che tocca l'agricoltura e allevamento è quello della richiesta dello stato di calamità per il clima siccitoso dell'estate scorsa, che ha decimato il raccolto soprattutto di foraggio per il bestiame. Se dovesse essere riconosciuto dal governo centrale non saranno risorse cash da dare agli allevatori pronti via, saranno probabilmente crediti d'imposta, che non è esattamente il riconoscimento del danno, ma comunque un aiuto che può essere fondamentale per i nostri agricoltori.